Abbiamo visto la partita 1-1, è finita contro lo Sporting Braga, una partita molto attesa, una partita in cui l'Udinese comunque ha saputo giocare bene nel primo tempo, il secondo tempo è mancato qualcosina. Ma direi un'ottima partita dell'Udinese, sicuramente il risultato ci conforta per il ritorno, certo era meglio l'1-0, però insomma anche l'1-1 potrebbe essere utile per il passaggio del turno. Allora, Basta, abbiamo sentito migliore in campo, Basta ovviamente autore del primo gol, del gol dell'Udinese, un bellissimo gol di testa. Beh, Basta un bel giocatore, ha fatto un bellissimo gol, io direi anche Brkic, il portiere ha fatto due ottimi interventi, anche tre, e però anche il loro portiere ha fatto mi sembra l'intervento su Di Natale, su Di testa, adesso non mi ricordo chi era, però insomma l'abbiamo impegnato parecchio anche noi, una bella partita comunque. Dai, abbastanza bene, ho visto giocatori abbastanza impegnati, poteva andare meglio, però 1-1 fuori casa è un buon risultato. Adesso tutti allo stadio, se no Sì, deve perché andare in supporto. ci sarà ovviamente il ritorno in casa, però prima c'è l'appuntamento con la prima di campionato contro la Fiorentina. Esatto. Beh, ma speriamo comunque io tenterei di puntare il massimo verso la Champions quest'anno. Lo sabato a Firenze è una bella partita, una gran bella partita e sappiamo che però Guidolin ha tantissimi uomini ancora a disposizione che magari non hanno giocato oggi. Faccio un nome a caso, Faraoni, a me piacerebbe molto vedere questo Faraoni, questo ragazzo che appunto viene dall'Inter, secondo me potrebbe essere una bella sorpresa già da sabato. Su Di Natale, su Di testa, adesso non mi ricordo chi era, però insomma l'abbiamo impegnato parecchio anche noi, una bella partita comunque. Dai, abbastanza bene, ho visto giocatori abbastanza impegnati, poteva andare meglio, però 1-1 fuori casa è un buon risultato. Adesso tutti... Sicuramente il risultato ci conforta per il ritorno, certo era meglio l'1-0, però insomma anche l'1-1 potrebbe essere utile per il passaggio del turno. Allora, Basta, abbiamo sentito migliore in campo, Basta ovviamente autore, abbiamo visto la partita 1-1, è finita contro lo Sporting Braga, una partita molto attesa, una partita in cui l'Udinese comunque ha saputo giocare bene nel primo tempo, il secondo tempo è mancato qualcosina. Ma direi un'ottima partita dell'Udinese. Del primo gol, del gol dell'Udinese, un bellissimo gol di testa. Beh, Basta un bel giocatore, ha fatto un bellissimo gol, io direi anche Brkic, il portiere ha fatto due ottimi interventi, anche tre, e però anche il loro portiere ha fatto mi sembra l'intervento su... allo stadio, se no Sì, deve perché andare in supporto. ci sarà ovviamente il ritorno in casa, però prima c'è l'appuntamento con la prima di campionato contro la Fiorentina. Esatto. Beh, ma speriamo comunque io tenterei di puntare il massimo verso la Champions quest'anno. Lo sabato a Firenze